Cari amici di Guarda che Stella, siamo ritornati. Il 2012 porta tante novità e come tutte le tradizioni dell'Epifania friulana non manca il pignarul oppure foghera, in base a come la vogliamo chiamare, e anche questa si è svolta a Daris di Rivignano perché abbiamo voluto assistere e documentarvi un appuntamento imperdibile, l'accensione del grande falò epifanico sulle limpide acque del fiume Stella. A rendere ancora più suggestiva questa manifestazione per celebrare la notte dell'Epifania è l'incantevole cornice di Villa Otelio Savorgnan. L'ormai tradizionale incendio sul fiume, organizzato come di consueto dalla Pro Loco Cuore dello Stella, quest'anno si arricchisce ulteriormente con la partecipazione di figuranti e lanciatori di frecce infuocate, accompagnati da musiche tradizionali e a seguire da un emozionante spettacolo pirotecnico. Musiche tradizionali e figuranti che ci riportano indietro nel tempo, almeno fino al lontano 1511, un anno molto importante per la storia del Friuli. Fu infatti l'anno di un devastante terremoto, il più forte che abbia colpito la nostra regione, e l'anno delle rivolte popolari, culminati il 27 febbraio con il massacro del crudele Giovedì Grasso. Fu anche l'anno in cui sbocciò, proprio qui ad Aris, l'amore tra Lucina Savorgnan e Luigi da Porto, più noti con il nome di Giulietta e Romeo. I cugini Luigi e Lucina sono infatti i veri protagonisti della novella autobiografica scritta tra il 1517 e il 1522 da Luigi da Porto, capitano d'armi e fine letterato, cui si è ispirato il celebre dramma shakespeariano. Il racconto, in cui si narrano le note vicende ambientate in Verona, dei due innamorati e delle famiglie Capuleti e Montecchi, è stato ripreso in forma drammatica e pubblicata quasi 80 anni dopo da Shakespeare, che ne ha decretato il successo e il mito nei secoli. Ma come sempre andiamo a sentire la voce dei protagonisti, cioè di coloro che hanno lavorato dietro le quinte anche per garantire uno spettacolo veramente eccezionale. Sentiamoli. Assessore Tonizzo, si è appena conclusa questa edizione 2012 per quanto riguarda l'Epifania sul fiume Stella. Grande successo, grande risposta di pubblico che dimostra ancora una volta, se serve dirlo, che quando si lavora bene i risultati arrivano. Ma questo sì, infatti è diciamo, la catena tornasole per le Pro Loco e per chi organizza queste manifestazioni. Se devo essere sincero, qui ad Aris quando la Pro Loco organizza manifestazioni il pubblico risponde sempre con grosso entusiasmo. Quest'anno abbiamo voluto fare delle cose nuove, abbiamo voluto azzardare uno spettacolo un po' particolare, un po' fuori dal normale, da quello che di solito proponiamo qui ad Aris. Devo dire che il pubblico ha risposto nonostante poi 10 minuti di pioggia e quindi grande soddisfazione per il lavoro che c'è dietro, perché dopo una giornata intera di lavoro per preparare uno spettacolo che poi dura 20 minuti, la soddisfazione più grossa è quella che la gente applaude il lavoro che è stato fatto. Bisogna dire che insomma che anche per la Befana 2011 il detto latino sic transit gloria mundi è applicabile. Ma direi proprio di sì, tra l'altro il fiumo, a quanto dicono gli esperti, è stato propiziatorio e quindi la direzione era quella giusta, quindi auguro a tutti quanti un buon 2012. Cosa ci aspetta adesso dopo questa Epifania per quanto riguarda la zona di Aris? La Pro Loco di Aris assolutamente non si ferma, già da domani mattina inizieremo a preparare per il 14 febbraio la festa degli innamorati. Sapete tutti che qui ad Aris è vissuta Lucina Savorgnan, appunto in Villa Otelio, e quindi stiamo preparando una grande sorpresa quest'anno per il 14 febbraio, quindi vi aspettiamo il 14 febbraio qui ad Aris a festeggiare la festa degli innamorati. Quello che conta è un'esclusiva tutta particolare per i telespettatori di Guarda che Stella. Ma direi proprio di sì, possiamo definirla tipicamente rivignanese. Della Pro Loco di Aris si può dire tanto, si può scrivere, gettare inchiostro, tutto quello che si vuole, ma una cosa è certa e assicurata: il risultato si vede perché è la garanzia di persone che lavorano con una certa professionalità. Sì, certamente abbiamo della gente che ci aiuta, tutti volontari, abbiamo delle ditte che ci aiutano, anche stasera abbiamo dato la prova, siamo contenti, è sempre più difficile però trovare dei volontari che abbiano il tempo e la passione di regalare appunto questo tempo alla comunità.
Il brûlé mi hanno detto che è andato fuori in tempi record. Sì, quest'anno abbiamo avuto abbastanza brûlé, non pensavamo col tempo che c'era di avere tutta questa gente. Quello che conta è che la risposta c'è stata, non solo gente di Aris ma anche della zona, ma addirittura da Udine, da Pordenone, insomma c'è sempre qualcosa di particolare. Abbiamo degli affezionati che vengono da Trieste e quindi ormai sono degli abitué, arrivano un po' da tutta la regione, anche dal Veneto. Per vedere appunto questa manifestazione, perché ogni anno non è la stessa, cambia, facciamo qualche piccola modifica. Quello che conta è che la Proloco di Aris non va in vacanza, come ha detto e ha sottolineato l'assessore, tante novità per il prossimo appuntamento. Sì, stiamo lavorando appunto per il 14 febbraio, per la festa degli innamorati ci saranno delle sorprese. E a chi ci guarda non resta che dire, fate una visitina ad Aris. Sì, grazie di essere venuti a filmarci per dare la possibilità di far conoscere questa zona magnifica. Perché è bella d'estate, ma l'inverno ha un suo fascino. Ha sempre il suo fascino anche d'inverno o l'autunno. Quando una giunta lavora bene, i risultati si vedono. Questo accade a Rivignano, dove oggi, dopo circa 2 anni e mezzo di lavoro, è stata ultimata e ripresentata alla popolazione la scuola materna. Soddisfazione espressa in particolare anche dall'assessore regionale alle infrastrutture Riccardo Riccardi. È sicuramente un'opera importante, abbiamo parlato di pietre vive, non è un semplice lavoro pubblico, è una scuola e in particolare in queste fasi di difficoltà e di crisi dove tutti guardiamo al modello migliore per il futuro, il modello migliore per il futuro lo si costruisce consentendo alle nuove generazioni di avere modelli educativi e locali nei quali poterli acquisire. La costruzione di una scuola, la realizzazione di una scuola è un investimento per il futuro e quindi la Regione ha sostenuto con un investimento importante di 500.000 euro questa scuola che oggi vediamo che ospiterà un centinaio di bambini e dà una risposta importante a una comunità importante come quella di Rivignano. Cosa vuol dire fare cultura, in particolare scuole materne, la funzione del 2001? Vuol dire garantire ai nostri ragazzi di poter serenamente capire in che modo costruire il proprio futuro, vuol dire consentire agli insegnanti di avere strumenti per poter educare i nostri ragazzi. Le pietre vive sono queste, non sono semplicemente i muri che consentono di essere garantiti dalle intemperie, dal caldo e dal freddo. Noi questi sono fabbricati che consentiranno ai nostri ragazzi di capire che cos'è un valore, di crescere con gli anni e di ricordarsi della loro esperienza di crescita dove hanno studiato e gli insegnanti che hanno consentito loro di diventare grandi, di costruire un futuro per loro e per quelli che saranno i loro figli. Finalmente riapre grazie al lavoro di moltissime persone che nell'arco di un breve tempo, un breve lasso di tempo, il tempo di un'estate, è riuscita a creare le condizioni di sicurezza e anche proprio pensate per i bambini che ritornano finalmente a casa dopo essere stati ospiti delle altre scuole dell'infanzia presenti nel territorio. Quindi un ringraziamento va al signor Sindaco che ha saputo creare appunto le condizioni per questo rientro anche a metà anno e ai sindaci anche di Teor e di Pocenia che hanno collaborato affinché i bambini potessero iniziare la frequenza già da settembre e a tutto il personale dell'istituto, al collega che mi ha preceduto della Negra. Io dicevo proprio poco fa, raccolgo i frutti di questa bella opera e spero di poter collaborare nell'arco di quest'anno. Io direi che il Sindaco, avendo definito più volte oggi storica questa giornata, abbia di per sé inteso sottolineare appunto l'importanza di questa iniziativa che va ad arricchire certamente il patrimonio culturale della nostra comunità. Io ho visto non tanto solo in quest'opera ma soprattutto in una serie di interventi realizzati da questa amministrazione la volontà di guardare avanti, la volontà di crescere e credo che l'attenzione nei confronti dei bambini, dei giovani e delle persone meno fortunate
sia un segnale importante, un segnale che soprattutto in un momento di difficoltà come questo è più che mai attuale, perché dietro questi interventi ci sono anche i valori che ci hanno permesso di crescere. Oggi è una giornata molto importante per la nostra comunità perché appunto questa scuola viene restituita ai suoi bambini e se il grado di civiltà di un paese si può misurare anche dalle sue scuole, oggi anche noi di Rivignano cominciamo a essere un po' più orgogliosi perché questa scuola è un gioiello e quindi è giusto che i bambini possano iniziare il loro percorso scolastico da una scuola adeguata. C'è ancora molto da fare perché ci sono anche le elementari e le medie da mettere a posto, ma intanto la strada è iniziata e devo dire in effetti che questa ristrutturazione, questa costruzione di una scuola di fatto nuova è avvenuta in tempi rapidissimi e di questo quindi noi siamo particolarmente contenti. Certo, qui c'è stata una sinergia, una squadra composta da diversi settori, diversi enti, il Comune da una parte, l'Istituto Comprensivo, ma anche la Provincia e soprattutto la Regione che ha finanziato l'opera. Tutti insieme, insieme anche ai tecnici e ai progettisti, hanno permesso che l'opera venisse fatta, pagata e fatta in tempi brevi e fatta soprattutto molto bene. E da lunedì si comincia? Da lunedì i bambini inizieranno finalmente nella nuova scuola. Nel 2005, quando sono stato eletto presidente della scuola materna, che era ancora privata, la scuola versava in disastri finanziari, c'era quasi 110.000 euro di debito e ancora poco tempo e probabilmente la scuola avrebbe dovuto chiudere, quindi con il comune, con l'amministrazione comunale dell'epoca si è pensato appunto di tentare la pubblicizzazione della scuola. È stata intrapresa la strada che nel giro di 2 anni ci ha portato poi alla pubblicizzazione, ma non senza critiche da parte di una parte dei genitori, in minoranza naturalmente, perché poi appunto siamo giunti a questo risultato, è una minoranza però che ha dato parecchia battaglia, però alla fine insomma, tutto si è risolto e i risultati oggi sì, finalmente si vedono. Sì, anche se come dico, come presidente ho dovuto subire parecchie critiche, si parlava che poi questa scuola chissà cosa ne faceva il comune, veniva magari spostata, venduta, rifatta da un'altra parte, quindi c'erano parecchie critiche, ma alla fine, come ripeto, abbiamo mantenuto il sito ristrutturato e quindi è bene, tutto quel finisce bene. La 13ª puntata di Guarda che Stella, gentili telespettatori, termina qui. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e chi non ci ha visto ci può seguire attraverso Facebook, dunque Guarda che Stella, cliccate mi piace, ma anche attraverso il canale YouTube. Sempre qui, alla prossima!